importanti che avremo modo di sentire tra poco dal discorso introduttivo che uno dei nostri relatori appunto ci farà. Voglio proprio presentarvi i relatori di questa sera, a partire dalla mia sinistra. Lodovico Pizzardi, docente di economia presso l'Università Ca' Foscari e segretario di Indipendenza Veneta. Appena citato il riferimento alla proposta di legge, consigliere regionale. E poi ancora Stefano Fracasso, consigliere regionale di Lini. Alessio Morosin, presidente onorario di Indipendenza Veneta. Anche l'applauso che ha ricevuto. E arriverà più tardi il consigliere regionale di rifondazione economista Pietrangelo Pettenò, che in questo momento è impegnato altrove ma dovrebbe farcela a raggiungerci. Non sono potuti invece essere presenti Remo Schernagiotto, assessore regionale del PDL, il governatore del Veneto Luca Zaia e Roberto Ciambetti, l'assessore regionale, tutti impegnati in altri provvedimenti politici. Direi di aprire subito i lavori di questo convegno e cominciare da quelle che sono le motivazioni di base e anche compiere un piccolo excursus di tipo storico, cronologico e anche di quelli che sono i principi di base dell'iniziativa di Indipendenza Veneta. Chiedo per questo la parola a Lodovico Pizzardi. Grazie e grazie anche alla città di Sossano per aver organizzato, al Dosso Vicentino per aver organizzato questa splendida serata, Palazzetto dello Sport. Io sarò brevissimo perché voglio semplicemente dare un excursus, voglio dare una scaletta degli avvenimenti che ci hanno portato così velocemente a un momento che io considero storico. Qua stiamo parlando di indipendenza. Il titolo della serata è il Veneto verso l'indipendenza. Quello che voglio sottolineare è che l'obiettivo dell'indipendenza, la differenza che c'è da altri obiettivi che sono stati esplorati in passato, che sia l'autonomia, il federalismo, lo statuto speciale, non è tanto nell'obiettivo stesso. Sì, certo l'indipendenza è sicuramente molto più ambizioso come obiettivo perché si tratta di gestire la totalità delle nostre risorse qui in Veneto invece che una parte, come potrebbe essere con uno statuto speciale o una qualsiasi forma federale. Non è l'obiettivo la vera differenza. La vera differenza sta nel percorso. Il percorso di indipendenza è totalmente diverso perché qualsiasi altro percorso esplorato prima si trattavano di riforme dello Stato italiano, quindi necessitavano di un ok, di una approvazione dal Parlamento italiano, quindi dai parlamentari che rappresentavano 60 milioni di italiani. La differenza sta proprio qui nel percorso, perché per l'indipendenza, per questo percorso che è stato intrapreso recentemente, non si può dirlo perché stiamo parlando di poco più di un anno, si ferma a Venezia, quindi le decisioni stanno prima a Venezia, ma poi e soprattutto nei cittadini veneti. Questo perché? Perché secondo il diritto di autodeterminazione, che verrà poi illustrato in più dettaglio, la scelta di indipendenza spetta solo ai cittadini veneti, quindi a differenza di tutti gli altri percorsi esplorati prima, qui stiamo parlando non di una decisione che spetta a 60 milioni di italiani, ma una decisione che spetta a 5 milioni di veneti. Io vi do la scaletta velocissima di questo percorso, che è iniziata poco più di un anno fa, perché la prima cosa che ci siamo domandati come movimento che ha promosso questa iniziativa è se era fattibile percorrere
questa strada. Il primo punto fondamentale era vedere se c'era questa voglia, se c'era questa possibilità negli animi, nei cuori dei veneti stessi. Il primo punto è stato quello di fare un sondaggio scientifico ancora a gennaio dell'anno scorso, il quale abbiamo anche a nostra sorpresa, perché stiamo parlando di un anno e qualche mese fa, è stata la nostra sorpresa scoprire che in questo studio scientifico pubblicato anche nel Gazzettino il 53% dei veneti avrebbe votato sì in un ipotetico referendum per l'indipendenza del Veneto. Quella percentuale è salita al 57% nello stesso sondaggio fatto a gennaio scorso. Dal punto di partenza, che quindi c'era la materia base, c'era la materia prima per iniziare questo percorso, la prima cosa che è stata fatta è stata quella di accumulare questo consenso tramite una raccolta firme che ha coinvolto 20.000 cittadini veneti e presentarla al Presidente della Regione Veneto con sollecito di indire questo referendum per l'indipendenza del Veneto, dato che si trattava di una possibilità di referendum consultivo regionale previsto dallo Statuto. Questo, grazie anche alla partecipazione di diversi consiglieri regionali che si sono dimostrati propensi all'idea, cito anche tre presenti, adesso non è qua, Pietrangelo Tentenò, che è stato uno dei primi firmatari della risoluzione 44, che è stata inviata all'indipendenza veneta, però passata in Regione Veneto con 29 voti a favore su 35 presenti. In sostanza è un documento che dichiarava dei principi di diritto internazionale e anche delle intenzioni, cioè l'intenzione di esplorare la possibilità di fare questo referendum per l'indipendenza. Con questo documento istituzionale, perché era fatto da un'istituzione, la Regione Veneto, riconosciuta anche a livello internazionale dall'Unione Europea, come movimento abbiamo raccolto 30.000 firme per una petizione all'Unione Europea. Questa petizione non chiedeva un permesso a Barroso o alle istituzioni europee per fare un referendum, citava semplicemente il diritto internazionale dicendo che c'è una volontà di esplorare, di fare questo dall'istituzione che rappresenta il popolo veneto, e cioè la Regione Veneto. E c'è il dovere di tutti i firmatari del Patto di New York, cioè tutti i paesi delle Nazioni Unite, a sostenere e promuovere questo l'esercizio di autodeterminazione di un popolo. A settembre-ottobre il Parlamento europeo discuterà questa petizione che è stata sottoscritta da 30.000 cittadini veneti. Per quanto riguarda i lavori in Regione Veneto, il 16 febbraio di quest'anno Indipendenza Veneta ha anche presentato un progetto di legge per indire il referendum, perché si tratta di fare un referendum istituzionale, quindi ci vuole tutti i dettagli, quando si vota, qual è il quorum, quali sono tutte le modalità. È stato presentato pubblicamente il 16 febbraio e il 2 aprile il consigliere regionale di fianco a me, Stefano Valdegarri, l'ha protocollato in Regione Veneto e qualche giorno fa, martedì di questa settimana che è passata, è stata ufficialmente presentata in prima commissione della Regione Veneto, quindi ufficialmente il progetto di legge per indire il referendum sull'indipendenza del Veneto è ufficialmente in discussione in Regione Veneto. Quindi siamo arrivati al dunque di un percorso che è breve alla fine, perché è partito poco più di un anno fa, ed è breve perché non necessita di domandare il permesso a una capitale distante. È un percorso che necessita semplicemente di una presa di posizione dei nostri rappresentanti istituzionali, qua ne abbiamo due alla mia sinistra, che devono semplicemente decidere se dare o no voce ai cittadini veneti per esprimersi su questo punto. Io credo e auspico che alla fine della tornata delle amministrative, perché adesso fino a fine maggio la Regione Veneto
subito dopo, a giugno, ci sia la possibilità di continuare questa discussione che è partita questa settimana e riuscire a passare questo progetto di legge che potrà dare ai cittadini veneti la voce di esprimere un giudizio sia su come la pensano dello Stato italiano e decidere se cambiare questo tipo di servizio che stiamo ricevendo. Io mi fermo qua e se ho dei minuti in più li presto a Alessio Martino. Grazie intanto per questo. Prima di entrarci ancora molto nell'argomento, so che c'era il sindaco Flavio Teodoro, il sindaco di Sossano, che voleva rivolgere un saluto ai suoi concittadini, ecco, l'ho visto adesso, Buonasera a tutti, via tempo ai relatori ovviamente, e saluto e ringrazio per essere stati qui, anzi essere con noi stasera, che sono stati nella saluto tutti i presenti in sala e ovviamente ringrazio anche la direzione del nostro vicentino che ha diciamo, scelto il nostro territorio per discutere un argomento molto importante. Importante perché secondo me è qualcosa di sentito e dopo vedremo il percorso, soprattutto voi ovviamente, anzi se voi conoscete, sapete voi come, quando e in che tempi, questo lo riusciremo a realizzare, se mai lo realizzeremo, però secondo me è un qualcosa che permette a tutti noi, se ci sarà data la possibilità, di esprimere la volontà e ovviamente si spera che possa arrivare a qui non porto via nessun altro tempo e ovviamente vi lascio alla discussione. grazie. Allora, dopo questa breve introduzione entriamo, come dicevo, meglio nell'argomento. Abbiamo già citato più volte da quando abbiamo cominciato a parlare Stefano Martegaberi, in quanto promotore di questa iniziativa anche concretamente con il deposito, con il protocollo del progetto di legge. E vogliamo chiedergli, perfino diversi consigli comunali hanno approvato il disegno di legge referendario numero 842, quello che appunto lei ha protocollato in Consiglio regionale. Come mai è nata questa iniziativa? Che cosa l'ha spinta a muovere questi primi passi così importanti? Buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questa bellissima
esempio, quando si parla di Padania, io conosco il parmigiano, il padano, il formaggio, la padano, così, ma il resto non conosco niente di Padania, scusate, perché anche facevo un libro romantica, anche spero per le spine estate, per la notte, mezzanotte e una sto scrivendo, passato di cibo, possiamo stare cose mie queste, ma nella storia ci insegna che l'unità che tra un veronese e un milanese, o tra un vicentino milanese non c'è niente da spartire, non c'è neanche tra un bresciano e un milanese, neanche un bergamasco, perché all'origine c'era una storia che parte ancora dai tempi dell'impero romano, la regione del Veneto partiva grosso modo lo copriva tutto il territorio che poi è stato coperto dalla comunità veneta. È un fatto storico, inutile, non è un fatto di nostalgia, di cultura, perché tra un bergamasco e un vicentino ci sia allo stesso modo, ma è diverso un milanese. Cioè, non è che tra loro ero in Lombardia e dicevo queste cose, dicevo sì, è vero, perché non si può ignorare la storia, e quindi la nuova regione che è lo Stato europeo e il federalismo europeo deve essere, diciamo, circoscritto sulla base di perimetri che siano rispondenti a una storia, una cultura, una tradizione, dei valori condivisi e non estranei, perché non solo facciamo l'ennesima astrazione, l'ennesima condizione, e quindi io credo, per questo motivo, credo che il Veneto si parte col Veneto, ma il Veneto è di partenza, perché alla fine il Triveneto già di per sé è una realtà omogenea, già di per sé il Triveneto, ma possiamo andare anche oltre, addirittura possiamo arrivare fino all'Istria, per dirvi, queste sono cose che l'involuzione del concetto, queste sono cose che quel tempo, diciamo, nella visione culturale, questo concludo, che io sono purtroppo un po', sono tendo a essere un po' il dinamico della zaga, vado per il giorno. Sente la passione. Questa è una motivazione per credere sì, con convinzione, perché sono sicuro che quando gli stati nazionali, per tutto chi c'è la Costituzione italiana, hanno detto noi limitiamo la nostra sovranità per legittimare un soggetto più grande che si chiama Europa, a quel momento lì hanno decretato il loro fine. Allora a quel momento lì bisogna capire come riorganizzare il sistema, e il sistema va organizzato, secondo me, perché anche l'Europa stessa abbia futuro in questo modo, ricreando unità territoriali, capacità legislativa, con capacità potestà legislativa, cioè come uno Stato, però fondati su una omogeneità di valori e di storia e di cultura. Tutto il resto è estrazione, tutto il resto è definizione e di diction delle liste fin troppo. Approfitto per ricordare al pubblico che già vediamo così attivo che dopo gli interventi dei nostri relatori ci sarà anche la possibilità di interventi che arrivano da voi, quindi se avete delle domande, dei quesiti, provate già ad annotarli mentalmente e poi sarà possibile rivolgerli direttamente ai relatori. Proseguiamo questa carrellata con Stefano Fracasso, che rappresenta il PD. Il PD ha presentato in Consiglio regionale una risoluzione, la numero 49, chiedo scusa, avevo un errore di battuta, che auspica un'Europa federale delle regioni, dove si guarda sostanzialmente a Venezia per alcune competenze, a Bruxelles per altre, non a Roma. Tutto questo è possibile e di che cosa si tratta esattamente? Grazie anche dell'invito, della possibilità. In realtà la risoluzione non dice proprio così, nel senso che il percorso Abbiamo cercato di sintetizzare a uso del pubblico. che viene proposto nella risoluzione 49 è sostanzialmente diverso dalla risoluzione 44, anche se ne condivide anche una premessa, cioè che condivide la consapevolezza che stiamo dentro un processo di globalizzazione che ci stressa come territorio, come comunità, come sistema economico, che di fronte a questo stress siamo diventati insofferenti e impazienti di fronte alle sperequazioni, insomma, di vario
innanzitutto perché io, che l'ho scritta e insomma l'ho condivisa col gruppo, ho ritenuto che il testo dell'altra risoluzione fosse un testo equivoco, cioè non fosse un testo onesto con i veneti, perché nel momento in cui si chiede al Consiglio regionale, cioè ai rappresentanti eletti dai veneti, di esprimersi su un quesito molto chiaro, che si può condividere o non condividere, e cioè quello di intraprendere un percorso che porti all'indipendenza, il Consiglio regionale doveva, secondo me, rispondere chiaramente un sì o un no, cioè votando un sì o un no. Si è scelto invece di lavarsi le mani, perché fare una risoluzione che dice vediamo se si può chiedere ai veneti se vogliono autodeterminarsi. Allora, non mi risulta che a questa domanda che io faccio al mio collega, vuoi tu autodeterminarti? Possibile che uno ti risponda di no? Ma in qualsiasi, cioè, dalla propria famiglia al proprio comune, alla propria, a uno che chiede vuoi autodeterminarti, ci aspettiamo che risponda di no? Allora, bisogna chiedere ai veneti chiaramente: volete l'indipendenza o no? Allora io, dopodiché posso dare una risposta diversa dalla sua, ma se no ci giriamo un po'. Ci giriamo. E la risoluzione 44, a mio avviso, è una risoluzione che ci ha girato. E questo è il motivo per cui non ho presentato un'altra. Poi c'è un motivo più profondo, che invece è proprio, come dire, di carattere politico, culturale. Allora, di fronte a questa globalizzazione, che porta con sé anche la rabbia, anche la recriminazione, giusta recriminazione di fronte a indiscriminibili sperequazioni, sprechi, no, eccetera. Secondo me ci sono due risposte. Una è questa che voi proponete, cioè una risposta che dice: io vorrei un po' togliermi da questa organizzazione. Indipendenza. Beh, indipendenza vuol dire questo. Io sostengo che dentro questa globalizzazione si sta con più interdipendenza. Per questo noi abbiamo scritto per un'Europa federale. E se queste cose che ho detto adesso le avesse dette quel giorno, perché nella risoluzione avevamo scritto che vogliamo un'Europa federale, un Parlamento che abbia un presidente eletto direttamente dai cittadini europeo, con capacità di iniziativa legislativa, che il prossimo Parlamento europeo sia un Parlamento costituente e superi questa triangolazione tra Commissione, Parlamento, Consiglio, eccetera, eccetera. Perché vedete, in Europa ci andiamo con un peso da 60 milioni o con un peso da 5? Questa è la mia domanda. E io penso che la Germania sarà molto felice di vederci arrivare con peso da 5 e anche noi, va bene. E quindi, ripeto, la mia risoluzione era chiaramente una risoluzione diversa da questa 44, che peraltro trovo assolutamente equivoca e non onesta, come vi ho detto, e quindi, siccome l'obiettivo è diverso, anche il percorso ottenuto in questa risoluzione è diverso. Poi, permettetemi,
tutt'altro piano, che è un piano di fortissima interdipendenza, cioè sulla rete. Allora, sono poi tutti i motivi anche storici che avvengono portati a sostegno o meno di questa tesi. Però, ripeto, io immagino sì un'Europa federale, ma è un'Europa fortemente interdipendente ed è un'Europa che cerca sintesi, che si codetermina, perché le grandi questioni globali, dalla questione finanziaria al cambiamento climatico, ai flussi migratori e così via, si governano se si ha una forza per stare nel globale, altrimenti si subiscono e basta. Allora, qui ci sono strade diverse, io non ho, come vedete, il timore di venire a discutere neanche qui, dove potrebbe essere per me una curva a sud al contrario, però la discussione sai della democrazia e quindi siamo a confrontarci. Grazie. Facciamo un piccolo passo indietro, direi, perché al di là dell'ideologia, della volontà, ci devono essere anche dei presupposti giuridici per arrivare a un referendum. E quindi ci rivolgiamo ad Alessio Morosina, all'avvocato Morosina in questo caso. E capire se è veramente legittima la strada che si vorrebbe intraprendere e quali ne sono i presupposti di diritto. Sì, grazie a voi tutti che siete numerosi, grazie a Passo Vicentino e consentitemi anche di dire grazie all'oratore che mi ha preceduto perché ero un po' rilassato, pianto. Devo dire che tanto è meglio avere un contraddittore così forte perché consente di evidenziare meglio la verità, no? Perché se tutti ti seguono non si distacca il chiaro dallo scuro, quindi il tuo intervento viene, secondo me, pregevolmente in aiuto. Diciamo che sei stato audace e forse anche fuori modo, dico con la stessa franchezza con la quale tu hai detto che la risoluzione 44 sarebbe un testo equivoco e non onesto. Sono due espressioni molto pesanti, però se mi consenti, basate in premessa su una misconoscenza della realtà giuridica, quantomeno del diritto all'autodeterminazione. Hai detto che il diritto all'autodeterminazione sostanzialmente, se tu ti rivolgi alla gente e dici vuoi autodeterminarsi, la gente dice sì, ovviamente. Ma in realtà è confuso lo strumento con l'obiettivo. Perché il diritto all'autodeterminazione, una volta fino al 1945, era un mero principio politico, un'idea, una teoria, un proposito, un'opinione, è diventato un diritto cogente, vuol dire immediatamente esecutivo per gli stati che hanno aderito alla Carta dell'ONU. L'Italia l'ha fatta nel 1955 e quindi parliamo di diritti, non parliamo di opinioni, e sui diritti non c'è qualcuno che possa dire se esistono o non esistono. Quando tu mi dici alla domanda vuoi l'autodeterminazione e tutti ti rispondono di sì, in realtà hai toppato, secondo la mia opinione, dal punto di vista tecnico, perché l'autodeterminazione è un diritto, cioè è lo strumento, come il diritto di libertà. Ovvio che tutti vogliono la libertà, ma lo strumento non va confuso con l'oggetto, e grazie allo strumento, cioè il diritto all'autodeterminazione, che tu puoi o non puoi, a seconda del fatto che ottieni o non ottieni il consenso democraticamente, raggiungere l'obiettivo. Quindi per noi l'indipendenza è l'obiettivo e la si raggiunge, ma noi siamo convinti, grazie all'utilizzo di un diritto che è lo strumento dell'autodeterminazione.
questa teoria ovviamente ha avuto un successo finché certo popoli profondizzato. Oggi la Corte internazionale di giustizia, per fare solo un esempio, nel caso del quale è stata chiamata ad esprimere un parere per il Kosovo nel luglio 2010, ha riconosciuto che il diritto all'autodeterminazione riguarda tutti i popoli che ne hanno le condizioni, la situazione, i presupposti viene esercitato, quindi non soltanto i popoli colonizzati. Il diritto all'autodeterminazione, per esempio in Canada, nel civilissimo Canada, penso che sia un paese dal quale si può imparare, è stato oggetto di una valutazione da parte della Corte Suprema di quel paese che aveva anche l'alta difficoltà di dire si può o non si può esercitare questo diritto. E la Corte Suprema del Canada, organo giudiziario, organo di diritto, ha fatto un gesto straordinario, ha riconosciuto che vi è una priorità, una precedenza della politica sul diritto quando il diritto non è in grado, non ha gli strumenti di risolvere il problema. E qual era il problema? Era se era possibile in Canada indire un referendum sul diritto all'autodeterminazione del Quebec rispetto alla parte brasiliana. Ebbene, la cosa che mi fa veramente venire i brividi, nel senso che la democrazia in Grecia, io ho trovato in Canada nell'ottobre del 1996 in uno stadio che era 20 volte questo, c'erano 500 televisioni, sì, ho assistito allo spoglio dei gruppi, ho percepito l'anima della democrazia di sì. Si sono confrontati senza dubbio il sì e il no. Ebbene, che cosa ha detto la Corte Suprema del Canada? Ha detto una cosa sulla quale secondo me ha basito, togliendoci dalla politica, ragionando su quella che è la necessità di essere onesti, come dicevi te, sull'argomento che trattiamo, ha detto una cosa straordinaria. Straordinaria perché l'ha detta l'organo giudiziario. Ha sostanzialmente riconosciuto la sua impotenza, ha riconosciuto che il diritto c'è, ma in alcune situazioni viene dopo. Ha detto nessuno ha il monopolio della verità. Pensateci a questa frase. Che lo dica in un convegno un opinionista, ovviamente, una cosa che magari si sente tra le tante fruisci, che lo dica per iscritto in una sentenza, un organo giudiziario di livello come la Corte Suprema del Canada, deve far riflettere tutti, anche quelli che negano che un percorso attraverso lo strumento dell'autodeterminazione possa o non possa esercitarsi in un contesto costituzionale come quello. E siccome ho pochi minuti vengo brevemente su questo aspetto, mi pare di aver approfondito di più ed è da tanti anni che seguo. Perché quando si dice fracasso, scusa, mi piace chiamare Stefano, quando si dice che non sei solo per la verità, sta diminuendo il numero per quelli che affermano questa cosa, che non si può esercitare il diritto all'autodeterminazione, che non è consentita, non hai detto questo, beh allora sei già a un buon punto, hai fatto un passo in avanti e metti in si sentiva sullo sfondo di ministro, o quantomeno di sottosegretario, che si chiama Laura Puppato, che eravamo presenti io, Ludovico e Luca Barucchi. Siamo stati in audizione al Consiglio regionale, dopo che abbiamo esposto le nostre ragioni giuridiche, tecniche e in parte politiche, sai cosa ha detto? C'era però un tre, ha detto, se riuscì a fare il referendum di indipendenza, ha detto benissimo come mi già non t'aspettare. E non l'ha detto neanche solitamente. L'ha detto in un momento rilassato, non c'è dubbio, l'ha detto rilassato, penso che l'abbia riflettuto, probabilmente non lo direbbe, si dichiarerebbe dispiaciuta. Questo per dire che lei ha detto che non vorrebbe, non vuole il referendum. Quindi tu hai fatto un passo in avanti e ti sei meritato l'applauso, perché sei una persona perfetta. Sei guadagnato l'applauso che voterai a favore del 342. Quindi per consentire, non perché voi dobbiate
scrive che non esiste il diritto all'autodeterminazione, o meglio, non potremmo esercitarlo in Italia perché ci sono limiti costituzionali e del diritto internazionale. Ora, io dico sempre che l'espressione non mi piace, non è mia, però sapendo l'autore che l'ha utilizzata, cito Piero Calamandrei, ha detto che il diritto all'autodeterminazione è un diritto supercostituzionale. Che cosa vuol dire? È un'espressione che a me non piace, è impropria, però l'ha usata Piero Calamandrei, uomo che ha dato vita, che ha collaborato con il pensiero, con la sua serietà, con la creatività, a scrivere una carta costituzionale che è straordinaria e che evidentemente, come diceva domenica scorsa nel suo editoriale Ainis, per 30 anni gli italiani hanno cercato di attuarla. Il Consiglio regionale, per esempio, è stato attuato solo nel 1971. Per altri 30 anni hanno cercato di cambiarla, mai un giorno che l'abbiano declinata secondo i bisogni della gente. Calamandrei dice che c'è un diritto supercostituzionale, che è il diritto internazionale, che è l'unico diritto, l'unico livello che regola questo strumento che è l'autodeterminazione. Perché non c'è nessuna Costituzione al mondo, magari era preoccupato che lo spiegheremo nuovamente, che regoli il diritto all'autodeterminazione. Non c'è, e non c'è neanche nella Costituzione italiana, non c'è neanche in quella spagnola, che è l'articolo 2, no, che l'articolo 2 ha come l'Italia l'affermazione che la Spagna non è un diritto invisibile. Tutte le Costituzioni, io lo cito sempre, l'unico caso che aveva una regolazione del diritto all'autodeterminazione era l'ex Unione delle Repubbliche Sovietiche, e quando hanno cercato di esercitarlo, ma voglio evidentemente dei cubani, come il Presidente della Repubblica Silenzio, che ha vissuto, che ha detto che hanno fatto bene, quindi era l'unica realtà aveva regolato questo diritto. Non c'è nessuna Costituzione al mondo che lo regola, proprio perché è un diritto sovranazionale, è un diritto che, ripeto, solo con la Carta dell'ONU è diventato cogente per le Nazioni Unite. Però questo diritto in breve, perché esercitarlo? Perché non può essere impedito? Perché, come accennava prima anche chi mi ha preceduto, nella nostra Costituzione, oltre all'articolo 5, c'è anche l'articolo 12, ormai quelli che più seguono sono stanchi di sentirlo, il quale dice che l'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente. No, si conforma. Vuol dire che si adegua. Non è che le norme la conformità del diritto internazionale, è lei che si conforma, è lei che attinge e se lo prende così com'è, senza toccarla, e si impone la conseguenza. Io non penso che tu, Colletta, quei amici che fanno una buona azione politica e impegnate, vogliate portare l'Italia fuori dalle Nazioni Unite. Non credo, per impedire al Veneto di poter esercitare un diritto che è previsto in quella carta. O volete isolarci al punto tale che oltre a dare la sovranità all'Europa ci perdiamo anche quel minimo di rispetto che nel mondo dovremmo avere, applicando quelle norme del diritto internazionale universalmente riconosciute e che l'articolo 10 della Costituzione il verbo è si conforma, vuol dire che non lo discute, si conforma, si rende. E allora il diritto internazionale ed è un diritto cogente, immediatamente cogente. Io dico sempre manca tra l'articolo 10 della Costituzione italiana e la Carta dell'ONU la regolamentazione pratica. D'altronde è difficile, no? Che vi sia qualcuno che abbia l'interesse, l'Italia no, le Nazioni Unite nemmeno, perché è un fatto interno, dice se lo volete vi attivate. Se volete vi attivate, ecco perché è nato il finanziamento. Ecco perché lo strumento nella legalità, noi non vediamo facinorosi, quelli facinorosi li abbiamo già persi per strada. Qui non si brucia bandiera, non si parla male dell'Italia, non abbiamo nessun interesse, neanche verbalmente, per trattare come nemici quelli che la pensano diversamente come noi. Il palco d'onore, quando dichiareremo l'indipendenza, sarà per l'Italia il più bello, e lo daremo all'Italia. Noi vogliamo
perché saprà scegliere la cosa migliore, ma non devono essere 60 consiglieri regionali a scegliere per noi. Ha detto che in Europa meglio andare col peso di 5 o di 60. Guarda che con 5 vinciamo, siamo degli statisti, con 60 pesati, arriviamo ultimi, grazie. Come volete che lo vogliamo, perché forse Fracasso voleva replicare, oppure vi facciamo il giro degli interventi, se magari replichiamo più tardi, oppure subito una battuta, ditemi voi. Facciamo più tardi, oppure subito. Ditemi come volete fare, perché non abbiamo stabilito. Se è una battuta a capo, magari forse è meglio fare una replica subito, finché siamo in argomento. Vuoi fare una replica subito? Non ho detto che non esiste il diritto all'autodeterminazione e peraltro non è il Consiglio regionale del Veneto che deve stabilire eventualmente se esiste o no. Ho detto che quella risoluzione non dice nulla dei modi in cui si intende farlo esercitare il Veneto, perché se questo diritto è già sancito dalle Nazioni Unite, non capisco perché scrivendolo su una risoluzione diventa qualcosa di interessante piuttosto che no. Se è addirittura sovracostituzionale, cosa cambia? L'abbiamo scritto sul pezzo di carta. Ma il punto è che una istituzione rappresentativa non può esimersi di dire chiaramente come la pensa e come quel diritto va esercitato. Questo sostengo, per questo dico che quella risoluzione è vuota. Tanto è vero che si sono inventati una commissione che deve adesso vedere se e come e quando e perché. Là siamo con quella risoluzione. Dopo se vogliamo raccontarci altre storie, ma là siamo con quella risoluzione. Allora, la gente, benissimo. Vi ricordo che ci sono state le elezioni politiche qualche mese fa. In Veneto credo, sono sicuro, c'era anche nella vostra lista e anche altre liste di movimenti o comunque di formazioni che hanno come loro obiettivo legittimo, ripeto, legittimo